Al di là dei numeri delle presenze turistiche per la stagione balneare 2020, la preoccupazione dei gestori degli stabilimenti balneari riguarda la garanzia della sicurezza per l'utente. Su questo le associazioni di categoria hanno lungamente lavorato in sinergia per arrivare a delle misure condivise in tutta la costa veneta, come le prenotazioni online, il maggior distanziamento tra gli ombrelloni, il servizio di cibo e bevande direttamente all'ombrellone, la sanificazione costante delle strutture. In attesa che queste misure vengano valutate da Regione e Governo, alcuni stabilimenti balneari si sono attrezzati con misure ancora maggiori a tutela della salute, come i bagni autopulenti e completamente no touch, ombrelloni ad apertura tramite app e lettini sanificati con prodotti appositamente studiati. Le innovazioni sono più di una, ma sono tutte legate alla sanificazione delle nostre attrezzature balneari e anche dei servizi che lo stabilimento dà. In primis i bagni igienici autopulenti, come possiamo vedere qui allo stabilimento Manzoni ne abbiamo già installati lo scorso anno, funzionano sia con la monetina e sia con il braccialetto elettronico, che è lo stesso braccialetto che apre anche le cassette di sicurezza elettroniche sotto l'ombrellone. Io appoggio il braccialetto, scarica un credito e mi dà il consenso per entrare al servizio igienico. Questo è il servizio igienico come si presenta, no touch, nel senso che una volta che l'utente fa i suoi bisogni può utilizzare i sensori che sono a disposizione, la tazza gira e si igienizza automaticamente, si asciuga, abbiamo anche il distributore della carta, tutto no touch, e anche la possibilità anche di avere l'acqua, il sapone e anche il soffione dell'aria per asciugare le mani no touch anche in questo caso. La cosa importantissima in questo periodo è sicuramente lo ionizzatore che troviamo qui in alto, che continua a mantenere la carica batterica praticamente a zero per ogni utilizzo da parte dell'utenza. Quando l'utente finisce, il servizio igienico parte con l'autolavaggio delle pareti e del pavimento. E questo è pronto per il prossimo utilizzo.